Un percorso ad ostacoli per arrivare a casa, recarsi al lavoro, andare a scuola oppure per fare un semplice giro in auto. Le strade di Agrigento sono alquanto dissestate e le buche sempre più profonde. Sia in centro città che in periferia e nelle frazioni non vi è asfalto senza una fossa oppure un avvallamento e sono danni e disagi soprattutto per le sospensioni delle auto e per le maxi pozzanghere che si formano quando piove. Le strade sono un colabrodo e qualche pezza negli ultimi mesi è stata messa utilizzando anche manciate di ghiaia, ma non basta. Vi sono buche killer in via Empedocle con l'asfalto che si sgretola e lascia pericolose voragini. Una minaccia per copertoni, battistrada e cerchioni. E addio convergenza. I rischi non finiscono qua, visto che sono numerosi gli incidenti causati anche dalle sterzate improvvise per evitare di andare in buca. Sono in tanti a protestare contro il comune per il pessimo stato del manto stradale. Quelli della via Empedocle che sono giovani, questi sono trentennali questi buchi, dagli anni 80 che nessuno passa qua per fare qualche manutenzione, qualche cosa, tutti i soldi li trasportano in altri posti. La via Empedocle e i cortili sono tutti dimenticati, sia per i pozzetti dell'acqua ci sono perdite di acqua e nessuno li viene a controllare perché c'è uno dell'impiegato della Gigenti Acque che doveva andare a pigliare il colore 2 anni fa per segnalarlo, ancora deve venire. L'altra settimana c'è stata una signorina scendendo dal marciapiede e si è spezzata tutte e due le caviglie, tutte e due. Vi sono campi minati anche al Viale della Vittoria e di fronte alla chiesa di San Calogero, vere trappole per motociclisti e non solo. Ed ancora i recenti scavi in via Vittorio Emanuele hanno causato dislivelli, dossi e profonde buche. Pessimo manto stradale anche sulla bretella che dal centro città immette sullo scorrimento veloce in direzione Aragona verso Palermo. Le giunture dell'asfalto sono ormai fatiscenti e la strada è colma di avvallamenti. Le strade di Agrigento dunque sembrano il banco di test per sospensioni e pneumatici. Gli automobilisti pagano di loro tasca riparazioni dal gommista quando va bene o dal meccanico nel peggiore dei casi. Il comune di Agrigento, come si sa, in caso di incidente da buca ne risponde personalmente e sono tantissime le cause in corso al Tribunale di Agrigento, quasi tutte vinte dal cittadino con conseguente sborso economico da parte del comune.